detriti di ieri sera, quella verificatosi nel primo pomeriggio, frane senza fine a San Vito, Cortina isolata, l'Alemannia chiusa per almeno 3 giorni in serata all'arrivo del capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale. 2 operai colti da malore mentre lavorano in una buca in un cantiere a Tezze sul Brenta, caldo e esalazioni all'origine del dramma, uno dei 2 è in rianimazione. Allarme caldo, la Regione vara il decreto per limitare l'orario di chi lavora all'aperto in ambienti non climatizzati. Il cordoglio a Bessica di Loria il giorno dopo la tragedia dell'artigiano morto nel Bolognese per un colpo di calore, lo strazio del figlio. Malore durante la preghiera, Don Andrea Albertin si accascia e muore, aveva 49 anni e dirigeva l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova, la tragedia a Vittorio Veneto. Scoppia lo pneumatico, mezzo pesante si ribalta occupando l'intera carreggiata, traffico nel caos lungo la 4 all'altezza di Fossalta di Portogruaro. Regionali, Fratelli d'Italia risponde alla mobilitazione della base leghista, alla voglia di corsa in solitaria del Carroccio, decidono le segreterie, dice De Carlo, la coalizione non si tocca, in campo scende anche Tony Darè. Sarà l'attrice Emanuela Fanelli, premiata 2 volte con il David di Donatello, a condurre le serate d'apertura e chiusura della Mostra del Cinema di Venezia, l'annuncio del direttore Alberto Barbera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli di oggi. In primo piano, come sempre, il tema del nostro sondaggio dedicato alla politica e alle elezioni regionali. La Lega minaccia di andare da sola. È giusto questo il tema del nostro sondaggio di oggi? Come sempre potete esprimere la vostra opinione attraverso una chiamata ai numeri che vedete in sovraimpressione. L'esito del sondaggio verrà reso noto a Ring, in onda in diretta a partire dalle 21. Ed ora nel bellunese con le immagini in esclusiva del distaccamento franoso che sta interessando la zona di Dogana Vecchia tra Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. La colata ha invaso la statale di Allemagna che rimarrà chiusa al traffico per almeno 3 giorni. Stiamo raccogliendo in diretta le immagini di un ulteriore distaccamento qui nelle prime ore del pomeriggio a seguito del temporale che sta interessando l'area proprio della Croda Marcora. Sono le immagini che abbiamo raccolto a San Vito di Cadore. Le 14.06, gli occhi sono fissi sulla Croda Marcora, su quei canaloni detritici tornati a tremare poche ore prima attorno alla mezzanotte, scossi da quel fiume di sassi e fango. Una colata con un fronte largo 100 metri e alto 4 che ha ricoperto la strada statale 51 di Alemagna all'altezza di località Dogana Vecchia con migliaia di metri cubi di materiale, per fortuna senza il coinvolgimento di autovetture. In un attimo il cielo torna a incupirsi, piove a dirotto, una manciata di minuti e la montagna torna a franare. Non c'è pace per la Valle del Boite, ormai quotidianamente alle prese con la montagna che si sta sgretolando. Il problema è cercare di capire a monte adesso come mitigare questo problema, che è un problema enorme, perché poi bisogna capire cosa succederà anche nelle prossime ore, perché sono previste alte precipitazioni e quindi il rischio che le colate vadano avanti. Serviranno almeno 3 giorni per liberare l'Alemagna dai circa 2000 metri cubi di detriti riversati sulla sede stradale. Operai e vigili del fuoco sono già al lavoro, mentre il traffico viene deviato sulla regionale 48 del Passo Tre Croci. Fin da subito sono intervenute tutte le varie organismi di soccorso, in costante raccordo con noi, prefettura, con la regione, con la provincia. Oggi fin da stamattina si sta cercando di rimuovere il materiale che ha invaso la strada e nell'arco di circa 3 giorni sarà possibile aprire solamente però i mezzi di soccorso. Le priorità sono quelle innanzitutto di riaprire la strada nel più breve tempo possibile per consentire il transito dei mezzi di soccorso. Dopodiché, una volta riaperta la strada per i mezzi di soccorso, bisogna mettere in sicurezza la strada in modo tale che poi la viabilità torni a essere aperta in maniera ordinaria. Per fare questo sono necessarie 2 cose: un sistema di monitoraggio efficace e delle opere di mitigazione del rischio. Questa è la strada statale 51 di Alemagna, la strada di accesso alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e così è come si presenta dopo che la colata detritica di ieri notte attorno alle 23:45 l'ha invasa. Impossibile
al momento garantire la stabilità del versante montuoso, dal quale continuano a verificarsi distacchi di materiale. Dal tavolo di emergenza convocato in municipio a San Vito di Cadore l'invito a operare con la massima cautela, poiché l'acqua scende ancora copiosamente sotto e sopra l'invaso, rappresentando un rischio concreto di nuovi inneschi franosi. In queste ore è in corso una seconda riunione alla presenza del capo del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano, mentre il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha esteso lo stato di emergenza regionale. E davvero non c'è pace per la Valle del Boite dopo che la polvere ha ricoperto San Vito di Cadore nei giorni scorsi e dopo la frana di Cancia, che poi ha provocato anche uno sversamento di gasolio nel torrente. Continua quindi a preoccupare la situazione, servono degli interventi strutturali per trovare una soluzione definitiva. Sindaco, lei ha aperto questo tavolo parlando della necessità di trovare delle soluzioni concrete e soprattutto pratiche per consentire che in questi luoghi si continui a vivere tranquillamente. Assolutamente sì, insomma questo è il principio. Apro una parentesi, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato a questa triste vicenda, insomma, perché di questo si tratta, insomma, in piena stagione turistica, un danno di immagine incredibile e un danno economico, anche sto immaginando tutte le persone che devono andare a Cortina, che attraversano eccetera, che hanno avuto veramente un danno, però questa potrebbe essere proprio l'occasione per dire quella è una situazione critica che deve essere risolta con delle misure strutturali, e questo l'ho chiesto al tavolo e questo lo chiederò a tutti i tavoli cui verrò chiamato. Un'infinita sommatoria di problemi, dal monitoraggio della frana di Cancia al materiale contaminato e adesso anche alla frana. Abbiamo l'emergenza nell'emergenza e dopo qua dobbiamo gestire tutto e diventa veramente complesso, perché adesso se dovesse attivarsi una frana a Cancia e una frana e non abbiamo ancora rimosso il materiale, quello che è sceso a valle da Croda Marcora, diventa veramente un problema e quindi un'ulteriore emergenza. Questo è quello che sta succedendo. Adesso dobbiamo trovare le soluzioni, hanno fatto il sorvolo con l'elicottero, vedremo cosa emerge da questo sopralluogo dei tecnici e prenderemo le giuste decisioni. Certo è che su quel canale che si è formato nuovo scorre anche molta acqua e quindi il problema sarà eliminare l'acqua da quel canale e portarla al Boite, e c'è anche tanto trasporto solido su questo canale e quindi va trovata la soluzione. Incidente nel pomeriggio a 2 lavoratori che stavano lavorando in un cantiere dentro una buca a Tezze sul Brenta. Cosa esattamente sia accaduto in corso di accertamento. Fatto sta che i due si sono sentiti male quasi contemporaneamente, forse per il caldo, forse per delle esalazioni. Uno dei due sarebbe riuscito ad uscire dalla fossa e a dare l'allarme, l'altro ha perso i sensi. Sul posto è intervenuta un'ambulanza e l'elicottero del SUEM 118. I due sono stati trasportati all'ospedale, uno sarebbe in rianimazione. E per far fronte al caldo torrido di questi giorni la Regione ha varato il decreto per limitare l'orario di chi lavora nelle giornate più critiche all'aperto o in ambienti non climatizzati. L'esperto dell'ARPAV, giugno peggiore di quello record del 2003. Il giugno che è appena terminato è stato il giugno più caldo a livello di temperature medie degli ultimi 30 anni, quindi addirittura più caldo del famoso o famigerato giugno del 2003. Anche a fronte di questo dato, il presidente Zaia ha deciso di emanare un decreto per tutelare la salute dei lavoratori esposti a temperature elevate, in particolare quelli che operano all'aperto. Il provvedimento, che recepisce le linee di indirizzo approvate in sede di conferenza delle regioni, raccomanda ai datori di lavoro di limitare o evitare le attività nelle ore più calde e suggerisce ulteriori misure, dalle rotazioni del personale all'adeguata idratazione e sorveglianza sanitaria, oltre ad un abbigliamento e dispositivi di protezione idonei. Nel frattempo si è tenuta a Venezia una prima convocazione del Comitato regionale di coordinamento con la partecipazione dei sindacati e delle sigle datoriali, ma i sindacati annunciano un altro appuntamento. Molte regioni sono già intervenute, mentre il Veneto solo in queste ore sta decidendo di intervenire su un'emergenza così grave. Dobbiamo salvaguardare la salute nei posti di lavoro, nei picchi di calore, chi è esposto va tutelato e va salvaguardato, ma serve anche qualificare attività molto particolari nel nostro territorio, come quello del porto, Fincantieri,
cantieri, grosse opere di edilizia, grossi cantieri. C'è bisogno che tutte le parti facciano davvero uno sforzo per fare in modo che in un momento come questo chi è esposto ad ondate di calore, chi lavora all'esterno sia davvero tutelato, perché altrimenti rischiamo di compromettere la vita delle persone. Per questo venerdì saremo in prefettura su nostra richiesta un tavolo tra tutte le parti per fare in modo che parti datoriali, parti sindacali, istituzioni, INAIL, tutti i soggetti preposti condividano come agire insieme in un'emergenza che deve appunto mettere al centro la tutela della salute. Intanto nel fine settimana il caldo dovrebbe attenuarsi. Dopo sabato, quindi soprattutto domenica direi, arriverà una perturbazione da nord-ovest, adesso è ancora molto lontana, però arriverà questa perturbazione che porterà un significativo ricambio d'aria, però considerando l'aria che arriva e l'aria preesistente ci sarà un forte scontro di masse d'aria molto diverse, quindi dobbiamo aspettarci fenomeni molto intensi, quindi temporali particolarmente intensi sia in montagna sia in pianura. Dopo questi temporali che proseguiranno per alcuni giorni, la settimana prossima diciamo che probabilmente non sarà all'insegna dell'anticiclone subtropicale africano, e già questa è una notizia, le temperature saranno prossime alle medie tipiche di luglio, quindi non è che sarà fresco, però sicuramente rispetto a questi giorni sentiremo un giovamento di sicuro. A Bessica di Loria il cordoglio dopo la tragedia dell'artigiano morto ieri nel Bolognese per un colpo di calore, lo strazio del figlio. Una mattinata così che eravamo tutti felici e tranquilli con una chiamata, perché c'era troppo sole, lavorava in cantiere, gli ha avuto un colpo al cuore, perché voleva che finiva il lavoro. Ha chiamato mia madre e gli fa: io sto arrivando a casa per prepararmi il pranzo che per mezzogiorno, cioè per l'1-2 io sarò là. Trova il coraggio di raccontarci chi era suo padre, Salah Ait El Ajam, mentre continua il pellegrinaggio di amici nella casa di Bessica di Loria di Ibrahim Ait El Ajam, l'artigiano 47enne morto lunedì poco dopo mezzogiorno a San Lazzaro di Saven nel Bolognese. Titolare della Veneto Pavimenti, Ibrahim stava finendo il lavoro nel cantiere del parcheggio di una scuola quando si è accasciato a terra all'improvviso. Inutili soccorsi, il suo cuore si è fermato. A Bologna in quei minuti si registravano i 38 gradi. Un uomo giusto e amato, Ibrahim, molto stimato anche come imprenditore. Era molto apprezzato, sempre stato molto onesto con le persone, sempre fatto il suo lavoro fatto bene, come si deve, mi ha sempre insegnato che le cose per cui fa agli altri, lui li fa bene, così se lui chiama gente a casa nostra per fare qualche lavoro, vorrebbe che lo facessero bene anche loro. Il fratello ci racconta di aver perso un padre, un cugino ne ricorda la grande generosità. A Bessica di Loria viveva con la moglie e 3 dei 4 figli. Avevano votato anche il referendum per il lavoro, ricorda Salah. Siamo andati a votare tutti e 3 al referendum. Purtroppo i referendum sul lavoro non sono stati promulgati. Vicino alla famiglia anche l'amministrazione comunale di Loria, così il sindaco. Ibrahim era un noto e stimato artigiano, lavorava nel settore dell'edilizia, anche la sua numerosa famiglia qua aveva molti, diciamo, pure estimatori, perché si sono integrati benissimo nella nostra comunità. A Bologna è stata aperta un'inchiesta e la famiglia aspetta per poter piangere Ibrahim, la cui salma riposerà in Marocco. Ci sono tante persone qua per lui che gli hanno sempre voluto bene, che sono sempre state vicine a lui come lui a loro. E niente, Dio l'ha voluto e l'ha portato via con lui. E a est nel Padovano in un cantiere edile si è verificato un infortunio sul lavoro. Questa mattina un operaio di 40 anni di una ditta veneziana è rimasto ferito da un pezzo di legno che si è staccato dalla gru e l'ha colpito. L'uomo, ferito in modo serio, è stato portato con l'elicottero all'ospedale di Padova. È sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Malore durante la preghiera. Don Andrea Albertin si accascia e muore. Aveva 49 anni e dirigeva l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Padova. La tragedia a Vittorio Veneto.
Un malore improvviso mentre pregava nella casa della spiritualità attigua al castello vescovile di San Martino a Ceneda di Vittorio Veneto. È morto così don Andrea Albertin, teologo di Padova, aveva solo 49 anni. Gli altri sacerdoti che erano con lui hanno subito chiamato i soccorsi, ma i tentativi di rianimarlo sono stati purtroppo vani. Sconcerto, incredulità e grande dolore a Padova, dove don Andrea ricopriva diversi incarichi importanti sia a livello pastorale che accademico. Lo ricorda con affetto e commozione don Giulio Osto, suo vice alla guida dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose. Una persona brillante, ecco, una persona indubbiamente con una marcia in più da un punto di vista intellettuale, ma poi sempre con il sorriso, sempre appassionato di quello che faceva. Lui era studioso del Nuovo Testamento, da più di 10 anni insegnava letteratura paolina, letteratura giovannea, appassionato di quello che faceva, anche tagliato proprio per essere un docente e anche con un profilo accademico e di ricercatore di tutto rispetto. Anche il vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Riccardo Battocchio, originario della diocesi di Padova, esprime il suo profondo dolore e la vicinanza a tutti coloro che ora soffrono per la morte di don Andrea. Abbiamo condiviso un percorso importante insieme e non più tardi di domenica scorsa ci siamo incontrati prima che iniziasse i suoi esercizi spirituali, salutandoci con la consueta cordialità. Ora è il tempo della tristezza, della preghiera e dell'affidamento al Signore della vita, afferma il vescovo. La notizia dell'improvvisa scomparsa di don Andrea ha destato profondo cordoglio nella diocesi di Padova. Il ricordo è veramente grato e ci sentiamo orfani, ecco, e quasi derubati, ecco, di una persona di grande valore, di grande spessore, che adesso, ecco, veramente lo ricordiamo con grande riconoscenza, con grande affetto, con molta tristezza e lo affidiamo, ecco, al Signore. E adesso Andrea, ecco, può godere faccia a faccia di quel volto di Gesù che ha tanto cercato e ha amato e al quale anche ha dato grande dignità intellettuale attraverso lo studio delle pagine del Nuovo Testamento. Ancora la cronaca, incidente oggi pomeriggio lungo l'autostrada A4 all'altezza di Fossalta di Portogruaro, a circa 2 chilometri dall'area di servizio di Fratta Nord, direzione Venezia. A causa dello scoppio dello pneumatico un auto articolato si è rovesciato. I due occupanti, marito e moglie stranieri, sono stati estratti dai vigili del fuoco. La donna è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Udine, dove è ricoverata in prognosi riservata. Al marito, a bordo di un'ambulanza, è stato trasportato a Latisana. Pesanti le ripercussioni alla viabilità con lunghe code. La politica ora, elezioni regionali. Fratelli d'Italia risponde alla mobilitazione della base leghista e alla voglia di corsa in solitaria del Carroccio, con Roberto Marcato disponibile a candidarsi presidente. Decidono le segreterie, dice De Carlo. In campo intanto scende anche Tony Darè. Mi sento regolarmente e continuerò a farlo con il segretario Stefani, ma anche con tutti i segretari delle altre componenti del centrodestra, perché per noi fondamentale è la compattezza della coalizione, che tra l'altro è proprio quello che ci chiedono i veneti. La voce ufficiale della Lega Veneta è quella di Alberto Stefani e con lui di corsa in solitaria di certo non si parla. Lo dice con altre parole, ma il succo è questo, Luca De Carlo, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, all'indomani dell'incontro al K3 di Treviso dei segretari di sezione della Marca, riuniti per esprimere il loro dissenso verso la bocciatura del terzo mandato da parte degli alleati e spingere per una corsa appunto in solitaria. Per i meloniani quello di andare uniti è invece un mandato ricevuto dagli stessi elettori. Siamo convinti che, come avviene in Regione, come è avvenuto su tanti temi e programmi negli ultimi 15 anni, il centrodestra possa e debba continuare a lavorare unito per il bene dei cittadini veneti. Ma il K3 va in scena tutt'altro film. I leghisti mettono nero su bianco le loro condizioni che, se non accettate, farebbero saltare il banco e inviano il verbale al segretario regionale. Prima di tutto che vuole il rispetto reciproco. Se certa gente si scalda un po' la testa, vuole fare i sapientoni, noi altri non ci stiamo. Si chiede la continuità del buon governo che c'è stato, riconosciuto dai cittadini del Veneto, con un candidato che a questo punto sia la continuazione del lavoro fatto dal nostro movimento e l'importanza di avere una lista Zaia a seguito per testimoniare la bontà di quanto è stato fatto finora. Noi vogliamo aiutare la Lega
a fare le scelte migliori per i cittadini del Veneto, e l'abbiamo fatto ascoltando la base. Sia la coalizione dunque solo se il candidato presidente sarà un leghista e se Zaia potrà correre con una sua lista. Unica strategia per la Lega per non soccombere alle urne al partito di Meloni. A Treviso ne hanno discusso i militanti, a Vicenza il direttivo provinciale, Padova, sotto una più stretta influenza dei salviniani, si divide. Il segretario provinciale Nicola Pettenuzzo rimanda tutto a un confronto tra sindaci leghisti sabato a Treviso all'evento organizzato a Santa Caterina. Ma di Padova è anche Roberto Marcato, l'assessore regionale da mesi invoca la corsa in solitaria proponendosi come candidato in alternativa allo stesso Stefani. Sono stato il politico più votato del Veneto, ho un'esperienza in regione di 10 anni come assessore allo sviluppo economico e all'energia, ho fatto dei risultati straordinari, cioè non dovrei candidarmi perché? Poi dico, non è che sì, abbiamo tutti i premi Nobel candidati al posto mio, per cui insomma al Presidente domanda si candiderebbe, ma certo che sì. Il partito oggi ha bisogno di fare un risultato stratosferico, non dico che sia l'ultima chiamata, ma quasi. Dello schieramento di centrodestra intende far parte anche questa volta, come nelle due precedenti tornate, la Liga Veneta Repubblica, che però annuncia, se non fosse possibile, se la coalizione si spaccasse, saremo comunque presenti con una nostra lista e con un nostro candidato presidente. Gian Antonio Toni Darè, altro nome storico della Liga, simbolo della Lega anti-Salvini, pronto a rappresentare un territorio che dall'establishment si è scollato. E due frasi shock scuotono il Consiglio regionale. La prima: ci sono famiglie palestinesi che portano i loro bambini sotto le bombe. La seconda: è un bene che gli israeliani facciano quello che devono fare. A pronunciarle Francesca Scatto della lista Zaia e Giuseppe Panna della Lega nel corso della discussione in aula di una mozione dell'opposizione sull'interruzione dei rapporti della Regione Veneto con Israele. Non avremmo mai pensato, commentano i consiglieri di Europa Verde Renzo Masolo ed Andrea Zanoni, di dover ascoltare esponenti della maggioranza dire queste frasi. La Lega, il partito che dice di avere nel suo DNA l'autodeterminazione dei popoli, denigra il popolo palestinese nel silenzio complice di Fratelli d'Italia e Forza Italia. Una notizia ora che riguarda la mostra del cinema di Venezia. Sarà l'attrice e comica romana Emanuela Fanelli a guidare le cerimonie di apertura e di chiusura della mostra del cinema, in programma dal 27 di agosto al 6 di settembre prossimo. Lo ha annunciato oggi la Fondazione Biennale di Venezia. Grazie per essere stati con noi, come sempre subito dopo la sigla, al nostro meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.